ai 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 ai. Bella raga, c'è tutto il comandante veneziano. Ho fatto la pole position. Quindi ho giocato un po', mi sono allenato. Bisogna alzare già il livello. No, sono contento, mi sento già un po' più tranquillo. Però possiamo alzarlo. Cioè diciamo che poi ho visto anche proprio che cambiando il setup della moto con l'ingegnere, le gomme, la differenza cambia molto, no? Veramente finalmente mi sta ritornando a piacere tanto MotoGP dopo 2 anni che mi ha un po' deluso. Pole position ragazzi, la sorpresa del mondo del campione, cioè veramente, allora Qatar, obesoide di disastro. Stati Uniti ok, quarto in griglia, però cioè soffrendo come un porco, qua proprio con tranquillità, cioè, vabbè, insomma ha fatto il miglior tempo cambiando proprio con l'ingegnere delle cose e le gomme. Bene ragazzi, data la pole position alla terza gara, d'altronde il Kuma ha vinto tanti titoli in MotoGP, quindi non è una sorpresa. È chiaro che dal prossimo livello, dalla prossima gara alzeremo il livello e sicuramente non penso vinceremo perché dopo in gara è tutta un'altra storia. Comunque la soddisfazione me la son presa, dai, ci voleva un po' per il morale sinceramente, una pole ben congegnata. Andiamo, per il momento comunque teniamo sempre una gara a video e devo ancora prendere veramente tanto la mano. Dobbiamo stare attenti ai danni ragazzi, abbiamo capito che è una mamma mia, subito ho rischiato l'incidentone cronico con Gattusino. L'obiettivo è la top 10 perché so che dopo mi supereranno, perché io sono terrorizzato di spaccare la moto. Però devo fare bene le prime gare così c'è il morale. Già la Stapol mi ha gasato a 1000 e mi ho detto cavolo, non sono proprio, sono una pippa ma non obesa. Ricordiamoci di seguire il carburante, siamo già a fioi. Stiamo già prendendo le bombe. Ma se teniamo la moto bene, senza danni e tutto, sono tranquillo. Sesto. Attenzione Miller, Reggie Miller, abbiamo un giocatore di basket sul circuito che poi odio Gran Premio d'Argentina, Tarallucci, anche lui un po' pazzo, Marchetto Marquez non è primo quindi è già un evento. Qua doppio ragazzi, ma qua mettiamo livello massimo, non ci voglio credere. No, beh, si riprende la mano e torniamo ai livelli che ci competono, godo come un porco lodro. In questo momento siamo in top 3. Gattuso è vizioso, questa è purtroppo la sbaglio sempre. Grande comunque veneziano, grande veneziano per il momento, è chiaro che però per te ero a 2 di carburante, adesso devo, dopo un primo giro stellare, dobbiamo un attimo tenere, conta tantissimo la miscela, forse cioè molto di più della Formula 1 secondo me. Sono stati particolari incidenti al via, quindi non succedono sempre e questo è positivo. Questa è una curva che in prova libera mi ha fatto sbagliare parecchie volte. Se devo fare un rettilineo così, se no perdo troppo, però ragazzi mi danno via tutto, però non posso permettermi le sportellate dei bei tempi. Si lotta, attenzione, mi supera purtroppo anche il quarta. Very godo. Questa è un po' la mia curva, devo sfruttarla. Marquez qua un po' pazzo, Marchetto. Ma stiamo lottando per il podio in questo momento, non ci voglio credere. Che piacevole sorpresa, dai che alziamo il livello. È tutta una scoperta sto MotoGP. Ma comunque la livrea la cambio perché non mi piace, non è il giallo che dico io, il sole. La scritta la lasciamo sempre così, però cambia il numero. Però cambiamo la moto e la tuta. Qua qualcuno prova a superare, ma il Cume è... No! Ah, brutto errore. Miraggio ci supera. E anche Zircone, il quarto, scusate.
Ma è lotta vera adesso, ma è lotta vera, signori, è lotta vera. Con la moto iper non competitiva. Alziamo un po' il livello. Attenzione Tarallucci, cioè, si vede che il livello non è... mamma mia, ti prego, no. Non mi dà danni, speriamo bene. Dio santo, ho fatto 3 giri buoni. E adesso arriva l'errore. E infatti siamo decimi, abbiamo perso, qualcosa si è rotto. Si è rotto l'incantesimo forse. Gran sorpasso però qua. Tarallucci e vino abbiamo davanti. No, qua. No, 2 decimi di penalità. E pesano tanto con la moto che ho, 2 decimi di penalità. Zio Bonino, zio Bonino. Non ti perdonare niente sto MotoGP, ma mi ci sto gasando. Mi sto restando con i vecchi tempi. Scambi importanti in casa Cume. Adesso dobbiamo anche abbassare un po' la benza. Siamo settimi, stiamo lottando per la top 10, che è l'obiettivo cumendiano, l'obiettivo scuderia, invece top 5, top 15, magari siete 5, ciao. Adesso bisogna tenere il carburante perché sennò dobbiamo arrivare positivi al final lap. Comunque le gomme tengono per il momento, ottima scelta media, l'ho capito dalla prova libera 2 alla prova libera 3, perché nelle prime 2 prove libere ero, mi sembra, 12esimo e 14esimo, con media ho spaccato ani e culi. Vai! Il problema è qua che adesso perderò dalle 4 alle 5 posizioni forse, ma per il momento solo 2. Va bene, ma mi sento già più ecco, stai zitto, come che fai più bella figura, stai zitto per piacere. Però anche gli altri sono in difficoltà. Anche gli altri hanno difficoltà con le gomme. Purtroppo quella penalità mi farà perdere posizioni però, Che sfiga, oh. Tipica sfiga veneziana. Però ci siamo, mi sto gasando. Finalmente, da 2 anni che non mi gasavo più con MotoGP. Adesso cerchiamo di capire che livello metri, ma alziamo anche di 2-3 punti percentuali, non tanto, Certo la pole veramente, perché ti ha fatto un giro che non me l'aspettavo. Ma ragazzi, pole divina del Cume che sta tornando, lo so. Ok, ho tenuto un po' il carburante, devo fare un altro giro così purtroppo. Ciulaps, Remaning, Orema e Ning, nel tipico inglese di un uomo che fa dell'essere padrelingua la sua prima virtù. Ma stiamo andando molto bene con la moto che abbiamo. Con una moto più competitiva lottiamo per la vittoria, per questo bisogna un po' alzare. Però otteniamo, cioè, o alziamo pochissimo e ci divertiamo, e dopo però con la moto figa alziamo di brutto e cazzi nostri, o vediamo. Aspetto anche i vostri consigli ragazzi, so solo che sono felice perché non sono proprio una super mega pippa. Mi sono visto i video del MotoGP 13, madonna come andavo, cavolo. Ma è un'altra storia, poi tante sportellate, adesso si guida più pulito e il gioco è anche meno permissivo con le penalità, perché ragazzi non è che capito dove ho guadagnato questi 2 decimi. In questo momento però sono ottavo, ecco la classifica, e questo è un errore che non dovevo fare, molto lungo. Stiamo rischiando, mettiamo carburante 0 per tentare un ultimo giro da Cume, per tentare quello che amate tanto e che tra poco stiamo zitti, va. Adesso abbiamo guadagnato tanto, stiamo guadagnando tanto. Sono in difficoltà anche gli altri, Questa è una curva presa non male, avrò perso 5-6 decimi sta curva. Ok, 1,6, tra poco alziamo, ma non è il momento, siamo a 0. E a 2 sarà dura però, mettere 2. Sicuramente consumi più bassi, secondo me, di Austin, però... Ma, mettiamo 1, vediamo. A Austin sono stato più sul 1 e quasi niente sul 2, quindi sicuramente meglio
come consumi molto più bassi quelli qui in Argentina, però comunque insomma qua no, adesso abbiamo perso, siamo a 3 decimi ma qua perderemo molto. I rettilinei sappiamo che siamo scarsi. Ti prego come non sbagliare adesso, la tensione c'è. Dai, non vorrei perdere posizioni, boh. Area là. E beh, sicuramente non arriviamo settimi, salvo l'ultima parte stellare, invece no. E invece no. Errore madornale. Che mi costerà. Mettiamo 2, chi se ne fotte. Adesso possiamo anche rischiare. Questo è il mio punto. No. Le gomme fanno fatica. 6 decimi da Tarallucci. 6 da Tarallucci. Vediamo se chiudo settimo. Vediamo se chiudiamo al settimo posto. No, sta curva non la so fare. Vince Vizioso. Io ho perso tanto, forse non arriverò settimo, vediamo. Il Cume felice, lo sono anch'io. In attesa dei E rimaniamo settimi. I risultati finali della classe MotoGP. Ragazzi, si domina a manetta in classifica. Siamo 12esimi. Molto bene, l'obiettivo è arrivare decimi comunque a livello di campionato. Ma il parco chiuso inizia a popolarsi, perché se non si popola non sono tranquillo. Ok. Qua la gente mi ama. Vabbè, questi non li supero a fatica. Ok. Ciao. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano. Nel prossimo video vedremo un po' lo sviluppo e la livrea. No. Ok, sì, ok, perfetto. Il motore me l'ha fatto, quindi perfetto. Quindi lo troviamo subito adesso. E in sviluppo questo, ok, stiamo un po' capendo. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano. Alla prossima, ciao!